ponte che dovrà unire, per adesso divide. La presenza dell'amministratore delegato della Stretto di Messina Pietro Ciucci per illustrare il progetto aggiornato al Consiglio Comunale è stata caratterizzata dalla protesta dei no ponte. Carta igienica, insulti, urla, la necessità di sgomberare l'aula e rinviare la seduta di consiglio per un paio d'ore. Quindi Ciucci ha provato a spiegare il progetto dell'opera, a cominciare dalle implicazioni su terremoti e venti. Il ponte per le sue caratteristiche resiste al sisma di magnitudo superiore al 7° grado della scala Richter, resiste a oltre 250 km/h, forse 300, ma il massimo vento registrato nello stretto supera di poco i 100 km/h. La D della Stretto ha scandito anche i tempi. Entro la fine di giugno la conferenza dei servizi e il via libera del CIPES al progetto. A luglio le fasi della cantierizzazione. Si inizierà con la bonifica degli ordigni bellici, a seguire le prime gallerie, i test e quindi gli espropri, il tema caldo. Apriremo subito dopo, immediatamente, uno sportello qui a Messina e uno a Villa San Giovanni. La fase vera e propria degli espropri inizierà soltanto dopo l'approvazione del CIPES. Storie di brutale violenza nel Catanese. Una notte di terrore, quella vissuta da una donna il 9 marzo scorso, al culmine di una serata come tante, cominciata in discoteca e finita con un tentativo di violenza portato avanti da due uomini, un 35enne e un 45enne, che sono stati arrestati dalla polizia. I fatti sono accaduti nella centrale via Vincenzo Giuffrida. A fare intervenire gli agenti è stato un passante che aveva notato la vittima in strada a chiedere aiuto. I due uomini erano ancora all'interno dell'abitazione dove sarebbe avvenuta l'aggressione. In casa sono state ritrovate bottiglie di alcol e tracce di sostanze stupefacenti. Per fortuna la donna è appunto riuscita a fuggire in strada, dove è stata trovata dal soccorritore. Uno dei due uomini aveva rubato del denaro alla vittima e le aveva distrutto il telefonino, probabilmente per impedirle di chiedere aiuto. La donna, dopo gli accertamenti clinici, è stata dimessa con una prognosi di 15 giorni per le lesioni riportate. Notti terminate nel terrore, ma succede anche che il terrore si annidi fra le mura di casa. Come raccontato dal quotidiano La Sicilia, una ragazzina, una bambina ai tempi dei fatti, dopo essere stata zitta per anni, si è sfogata e ha ammesso le violenze subite. L'orco era lo zio che continua ad abitare con i familiari della piccola. La ragazza, adesso quindicenne, vive in una comunità affidata ai servizi sociali. È stata la sorella a denunciare tutto ai carabinieri. Lo zio avrebbe abusato della vittima, allora semplicemente una bambina di 7 anni, approfittando del fatto di essere rimasto da solo con lei. Poi l'ha minacciata dicendole che non doveva raccontare nulla a nessuno e, a distanza di anni, ci ha riprovato. Dopo un ricovero in ospedale, emersa la notizia della violenza, la ragazza a quel punto ha raccontato tutto ai militari. Lo zio è stato rinviato a giudizio per violenza sessuale. La famiglia siracusana sta facendo un piccolo break. Siamo nel Belize, in America. Salvo Lopez e Laura Fiorito stringono la mano all'uomo che cambierà la loro vita. Robert Joseph, 59 anni, esce una pistola e spara alla donna, 43enne, e alla figlia del vicino di casa di 8 anni. Ma lui voleva colpire anche i 2 bambini della coppia. Una tragedia, una violenza gratuita che ha scosso tutti. Come riferisce la stampa locale, si sarebbe giustificato dicendo che avrebbero tentato di avvelenarlo. Joseph era il proprietario di un Airbnb, lo stesso dove alloggiava la famiglia. Per fortuna c'era un poliziotto, dice il proprietario del market a Channel 5. L'uomo lancia la sua arma da fuoco. Io e mio cognato aiutiamo ad arrestarlo. Per quanto ne so erano amici, quindi non capisco cosa sia successo. Hanno deciso di passare da questo posto per fare un regalo ai bambini. Stavano giocando. A parlare lo zio della piccola Megan. Da capire il movente del duplice omicidio. Intanto queste telecamere hanno ripreso tutto. Il fiocco nero davanti al locale, il dolore della famiglia che dai Paesi Bassi era andata in America. Vivrà nei nostri cuori per sempre, scrive il marito della donna sui social. E gli amici olandesi hanno avviato una raccolta fondi per portare il corpo di Laura in Italia.
Un nuovo capitolo del Bosnia Gate, 7 i mandati d'arresto emessi dalla Procura della Bosnia-Erzegovina per i falsi diplomi di laurea in medicina rilasciati dalla Gorazde, la pseudo-università mai accreditata in Italia, finita al centro del Bosnia Gate, assieme al Dipartimento Giammonet guidato dal professore siciliano Salvatore Messina, che si definiva rettore per le attività internazionali della Gorazde. Stando agli inquirenti, l'organizzatore di queste attività illecite è proprio Messina. Un mandato di cattura sarebbe stato già emesso nei suoi confronti, ma lui è irreperibile. Salvatore Messina è indagato anche in Italia per truffe a centinaia di studenti ingaggiati con la promessa di lauree rilasciate dallo pseudo Ateneo italo-bosniaco. E sono pesanti i capi d'accusa: truffa, riciclaggio e autoriciclaggio. Oltre 1 migliaio le studentesse e gli studenti italiani iscritti ai corsi di laurea e che hanno pagato rette altissime fino a 26.000 euro l'anno e adesso si trovano ad avere un pezzo di carta senza alcun valore. I provvedimenti restrittivi sono giunti dopo una vasta operazione condotta in varie località bosniache dalle forze speciali di polizia per la lotta a corruzione e criminalità organizzata. Ce lo siamo ritrovati davanti e lo abbiamo immediatamente riconosciuto per la somiglianza spiccata e notevole con i suoi familiari. Per noi è stata una grandissima sorpresa e non abbiamo avuto alcuna difficoltà appunto nel poter dire che quello si trattava senza alcun dubbio, era proprio Matteo Messina Denaro. Faccia a faccia con il boss ricercato da 30 anni. Il 16 gennaio del 2023 è proprio il colonnello Lucio Arcidiacono, comandante del primo gruppo dei ROS, che per la prima volta gli fa pronunciare il suo vero nome. Come ti chiami? L'ho detto. Dillo. Come ti chiami? L'ho detto, Matteo Messina Denaro. I miei uomini, i miei carabinieri, insomma, vedere la soddisfazione nei loro occhi, vederli piangere, insomma, provare dei sentimenti così forti in mezzo alla strada e poi anche l'altra immagine forte che ricordo, insomma, è quella che è stata la reazione dei palermitani che erano lì presenti in quella zona, che hanno capito, insomma, che era successo qualcosa di importante e che hanno applaudito il lavoro che era stato fatto. Dietro quella cattura un lungo percorso di indagini che negli ultimi mesi ha imboccato la strada giusta. Negli anni solo l'Arma dei Carabinieri ha arrestato circa 200 tra esponenti delle famiglie mafiose del Trapanese, favoreggiatori, intestatari fittizi di beni. Catanese di Scordia, Arcidiacono è stato tra i premiati dell'Associazione Nazionale Antimafia Alfredo Agosta, che tiene viva la memoria del maresciallo dei Carabinieri ucciso 42 anni fa. Oggi la mafia ha un volto diverso, 42 anni fa sparava, oggi invece la troviamo infiltrata nelle varie amministrazioni e questo, diciamo, fa un po' più paura. Una mafia che cambia e per la quale servono strumenti sempre nuovi. Il ministro della Protezione Civile ha proposto una revisione della legge sullo scioglimento dei comuni per condizionamento mafioso. È una legge che non produce più gli effetti per i quali venne concepita. Se un comune è sciolto per mafia, viene sciolto dopo il commissariamento per la seconda volta e viene sciolto dopo il commissariamento per la terza volta, c'è qualcosa che non funziona. «13 violente frustate ad un pony in appena 11 secondi. In questo video vi mostriamo quello che è accaduto in via Alessandro Pertini, allo Zen di Palermo, durante un allenamento o una corsa a cronometro, ovviamente illegale. A denunciare ancora una volta Enrico Rizzi, influencer per i diritti degli animali, che ha pubblicato sulla sua pagina Facebook l'ennesimo episodio di maltrattamento di animali utilizzati nelle gare clandestine. Corse illegali, dietro le quali ci sono interessi della mafia e un giro di scommesse di centinaia di migliaia di euro. Animali dopati, maltrattati, picchiati, spesso condannati a una brutta fine. Come il pony che un anno fa, sempre a Palermo, morì in uno schianto con un'automobile durante una corsa clandestina e il cavallo trovato morto sul ciglio del viale della regione siciliana. Catania, Messina e ora Palermo. Numerose le arterie più volte segnalate per la presenza di calessi da corsa, spesso nell'indifferenza delle istituzioni. Tutto questo è stato possibile per colpa, mi dispiace dirlo, di una totale e vergognosa assenza da parte dello Stato e delle istituzioni. Io auspico veramente che lo Stato, le istituzioni, le nostre forze dell'ordine che controllano il territorio si rendano conto che tutto questo è inammissibile, che ci sono delle leggi
a tutela degli animali che vanno rispettate, che non si può mettere a rischio la sicurezza dei cittadini e che quindi serve un intervento davvero urgente e risolutivo, perché questi criminali non possono assolutamente continuare a fare quello che vogliono. Il video è già stato inviato al questore di Palermo. Arrivano 300 nuovi infermieri, amministrativi e tecnici nella sanità siciliana. Si sbloccano le assunzioni legate alla riforma del sistema e all'attuazione del PNRR che ridisegna una nuova assistenza. Viene così superato il provvedimento che imponeva ai manager di applicare le nuove misure territoriali ad invarianza di personale, ovvero utilizzando sempre lo stesso personale già presente. Una cosa praticamente impossibile da fare anche alla luce dei pensionamenti. La nuova circolare arrivata nei giorni scorsi ai manager delle ASP della regione supera lo stop che era arrivato fra Natale e Capodanno e dà il via libera alla prima ondata di assunzioni per i progetti di potenziamento della sanità grazie ai fondi del PNRR. I 300 nuovi arrivati verranno chiamati a far parte delle 50 centrali operative territoriali che vengono costituite. Da qui al 2026 ci saranno anche 155 case di comunità e 43 ospedali di comunità. Le centrali operative territoriali funzioneranno da plancia di comando per coordinare l'assistenza al paziente, metteranno in raccordo fra loro, anche attraverso la telemedicina, i grandi ospedali con le piccole realtà locali e le strutture sociosanitarie per assicurare l'assistenza ai pazienti senza necessariamente ricorrere a un ricovero. Per questo al loro interno il piano finanziato dal PNRR prevede che lavorino un coordinatore infermieristico da 3 a 5 infermieri e 1 o 2 amministrativi e tecnici. Il totale fa appunto circa 300 figure che le ASP, in base alla comunicazione ricevuta dall'assessore Volo e dal dirigente alla pianificazione Iacolino, dovranno completare entro il 30 di settembre, perché per quella data le centrali dovranno essere del tutto operative. Si tratta soltanto di una prima ondata che sarà seguita da altri concorsi, come già avvenuto alla Regione, dove hanno firmato i contratti alla fine dello scorso anno 500 nuovi assunti, per lo più destinati ai centri per l'impiego, e altri 250 sono in procinto di essere chiamati. In totale la Regione potrà fare fino a 1200 assunzioni nel triennio. Concorsi anche alla città metropolitana di Palermo per diplomati. Insomma, la pubblica amministrazione assume dopo quasi 2 decenni di stop, e ciò perché gli organici sono ormai ridotti all'osso. In Sicilia manca il lavoro. I dati aggiornati sulla disoccupazione certificano che di anno in anno la situazione nell'isola è sempre più grigia. Eppure, secondo la Fondazione Nazionale Consulenti per il Lavoro, spesso domanda e offerta non riescono a incontrarsi. In Sicilia tanti cercano lavoro e tante imprese cercano di assumere, ma questi due mondi difficilmente riescono ad incrociarsi. Quindi lavoro ci sarebbe, ma il più delle volte tanti giovani non sono a conoscenza che una determinata azienda possa ricercare dei profili. Il dato allarmante è che in Sicilia il 40% dei 301.000 posti offerti nel 2023 è rimasto vacante. Perché non c'è un allineamento tra l'offerta formativa e le richieste che vengono dal mondo dell'impresa, e quindi questo incrocio non ci può essere. Rimangono giovani fuori dal mercato del lavoro e quindi disoccupati, e dall'altro lato le aziende hanno difficoltà a trovare il personale che serve con determinate competenze per portare avanti le aziende. Giovani che fuggono dalla Sicilia anche perché manca un altro tassello, quello della formazione. Vanno via perché qui non sono formati appunto per le richieste che il mondo del lavoro richiede, per cui le istituzioni, tutti dobbiamo fare squadra nel preparare questi ragazzi con la formazione, far sì che questo incrocio domande e offerte tra le aziende e il mercato del lavoro sia un fatto reale. Una situazione a dir poco paradossale se si considera anche che molti giovani hanno dovuto lasciare la propria terra e magari svolgere una professione all'estero che avrebbero invece potuto coprire in Sicilia. Un percorso guidato al sogno con la dirompente forza della parola. È il nuovo ambizioso progetto di Antonio Presti, il mecenate e maestro della bellezza, capace, attraverso l'arte, di portare gioia, etica, creatività e soprattutto voglia di riscatto. E sono ancora i ragazzi i destinatari della pratica del dono di Presti, un viaggio che inizia ancora una volta da Librino, negli istituti Dusmet, Campanella Sturzo, Rita Atria, Musco, Pestalozzi e San Giorgio. Non è una mattinata come le altre alla Vitaliano Brancati. Nella gremita aula magna, a suon diversi, gli studenti incontrano Presti ed il poeta Davide Rondoni.
Librino non è marginale, Librino è un posto molto ricco dove ci sono delle opere d'arte grazie alla storia di Antonio meravigliose, magari ci fossero dei quartieri così in giro per l'Italia. Poi è un quartiere che come tutti i quartieri soffre di problemi che sono i problemi della vita, del lavoro, delle famiglie, della malavita, ma questo ovunque. Gli fa eco Antonio Presti che annuncia un altro progetto. Un cavallarato a Librino con i poeti è la visione del sogno del sognare e questo Librino ha bisogno e questo ha bisogno anche questa nostra umanità che non ha più il cuore a tamburo di bellezza, anestesizzato dall'arroganza dell'ignoranza. Qui a Librino innestiamo e seminiamo sempre quel valore di bellezza. Poi spazio ai ragazzi veri e propri, cittadini del domani. In un tramonto, uno sguardo, un disco. Se mi guardo attorno penso che sono fortunato. Non so chi ha creato il mondo, ma so che era innamorato. L'attesa sta per terminare, l'adrenalina inizia a farsi sentire, inutile nascondersi, la finale di Coppa Italia Serie C è per il Catania un passaggio chiave della stagione per raddrizzarla, per mettersi in linea con le ambizioni di inizio campionato della società rossazzurra. Domani all'Euganeo di Padova il primo faccia a faccia di una doppia sfida che si preannuncia ad alti ritmi e ad alta tensione. Il Catania ci arriva con la vittoria sul Cerignola come bagaglio e con la consapevolezza che non si può sbagliare. Quasi 1500 i biglietti staccati solo per il settore ospiti, ecco il termometro dell'attesa in casa Etnea. Zeoli da parte sua sta pensando già alla formazione da schierare contro una delle squadre più accreditate di tutta la terza serie che vuole recitare un ruolo da protagonista nei prossimi play-off. Il tecnico dovrebbe riproporre dal primo minuto Di Carmine così come Quaini, da valutare ci sono le condizioni con Tecco uscito malconcio dalla sfida contro il Cerignola. Teio in tribuna venerdì dovrebbe tornare in campo almeno a gare in corso così come Cicerelli. Recuperiamo qualche giocatore e vediamo se parte dall'inizio oppure a partita in corso, anche perché le forze devono essere centellinate. C'è stato bisogno di tanta unione, tante persone per arrivare a questo appuntamento. Il Padova arriva da 2 pareggi ed una sconfitta, non è un buon periodo per i veneti che in campionato hanno 11 punti di distacco dal Mantova capolista. Un bel banco di prova per i rossazzurri che dovranno uscire dall'Euganeo senza subire reti in modo da indirizzare già la partita di ritorno che si giocherà il 2 aprile in un Massimino che si preannuncia sold out. A 6 giornate dalla conclusione, il Messina si affida alla continuità del girone di ritorno per coltivare l'ambizione dei play-off. Sconfitta soltanto da Giuliano e Crotone, la formazione giallorossa è uscita imbattuta anche dalla trasferta di Latina, con Giacomo Modiche che ha espresso parole di elogio per la squadra. È stata una partita aperta, abbiamo giocato tutte e due senza timore l'uno verso l'altro. Ci sono state occasioni da un lato e dall'altro, forse noi abbiamo avuto una partenza un po', come si suol dire spesso in gergo, da prendere le misure. Avevamo Di Livio che dietro le linee era quello che ci creava più problemi e poi abbiamo preso le misure giuste, abbiamo fatto una grande partita, abbiamo sbagliato nelle ripartenze o nella fattispecie nelle transizioni, perché ci sono state delle palle perse da ambo i lati e quindi potevamo subire e potevamo anche fare. L'ultimo passaggio è la giocata che ci permetteva di portare a casa il risultato, anche se ritengo che nell'economia dei 95 minuti, avendo espresso un buon calcio sia noi che loro, lo prendo per ottimo risultato e andiamo avanti. Negli ultimi 6 appuntamenti il Messina ospiterà Foggia, Monterosi e Potenza. In trasferta invece Juve Stabia, Catania e Monopoli.